Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Ha presentato un ricorso al TAR contro il divieto del funerale pubblico per il figlio la madre di Francesco Bacchi, il ventenne ucciso la settimana scorsa durante una rissa davanti alla discoteca Medusa di Balestrate in provincia di Palermo. 2 medici aggrediti in Sicilia nel giro di poche ore. Il primo caso è avvenuto a Enna, invece il secondo a Termini Imerese nel Palermitano. Entrambi sono stati denunciati. Solidarietà ai sanitari da ASP e Ordine dei Medici. Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri a Letojanni nel Messinese. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in casa con droga e armi, oltre a 20.000 euro in contanti ritenuti proventi dell'attività dello spaccio. Adesso lo sport, con il rinvio della partita tra Picerno e Catania per via di una consistente nevicata che ha colpito la città lucana. Per Lucarelli e i suoi adesso testa l'importante impegno di mercoledì a Rimini per l'andata della semifinale di Coppa Italia. E chiudiamo con il meteo per la giornata di domani: nubi sparse su gran parte della regione con piogge in mattinata, in particolare su Catania e Siracusa. Nel pomeriggio la situazione meteorologica dovrebbe migliorare, le temperature subiranno un brusco calo. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.